è SOS Mais nella provincia di Treviso. Nella terra della polenta gli ultimi 3 anni sono stati disastrosi per il cereale, la cui produzione è calata di quasi un terzo tra il 2013 e il 2014 e diminuirà di un ulteriore 15% in base alle previsioni dell'annata in corso. Numeri impietosi fotografati dalle stime del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno che diagnosticano uno stato di crisi conclamata per il settore. Treviso ha perso ettari di superficie in questi anni. Pensiamo che dal 2013 che erano circa 41.000 ettari a oggi, immaginiamo che ce ne saranno circa 25.000 e ne perderemo ancora nel 2016 sicuramente come superficie, per cui una forte riduzione di un prodotto che qui invece era storico. Una crisi che è effetto del continuo abbassamento del prezzo del mais, sceso dal valore dei 210 euro per tonnellata del 2013 agli attuali 160 euro per tonnellata. Per questo negli ultimi 3 anni il Consorzio Agrario ha cercato di incentivarne la produzione riconoscendo agli agricoltori un bonus di 10 euro per ogni tonnellata di mais bianco prodotto secondo standard di sostenibilità certificata. Un'iniziativa volta a sostenere il reddito delle aziende agricole, ma soprattutto a mantenere viva una cultura che è una preziosa materia prima per l'intero sistema agricolo. Il mais è alla base di tutta quella che è la produzione storica cerealicora di questa provincia, ma è anche il percorso necessario per l'alimentazione sia umana ma anche degli animali. Per cui è l'elemento su cui si basa poi la trasformazione dei prodotti che consumiamo, i formaggi, il latte, le carni, e è anche frutto di una conoscenza storica, cioè proprio di un patrimonio. Il rischio di perdere questo patrimonio, cioè di dover cercare da altre parti quello che invece qui si sa fare da anni ed è conosciuto e riconosciuto dal sistema. Un appello per salvare il mais che il Consorzio Agrario lancia direttamente agli organi di governo del settore per far fronte ad un'emergenza che investe non solo il lavoro delle aziende agricole ma anche la qualità del territorio in cui viviamo e la sicurezza alimentare dei prodotti che consumiamo. Il nostro è una richiesta di intervento, un soccorso da parte delle istituzioni affinché si rivolgano, diciamo, al sostegno di questa produzione. Per evitare che vi siano incolti, per evitare diciamo, un deperimento del territorio. È importante che ci sia una visione di quello che è un valore che deve essere mantenuto, deve essere sostenuto, anche perché la condizione potrebbe essere contingente, per cui tra qualche anno potremmo anche ritrovare una nuova diciamo, disponibilità. Il rischio è che se andiamo a perdere oggi ancora superfici, non potremo trovare domani le conoscenze e le qualità che questo territorio ha sempre dimostrato per produrre questo elemento di base che sono i cereali per l'alimentazione nostra e anche degli animali.